Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Ponte sullo Stretto, nel mirino della Procura di Roma, presunte pressioni sulla Corte dei Conti. Ci sono 3 indagati per corruzione, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina SpA e un imprenditore. Già alla Canicattì una donna trovata ferita in uno stabile abbandonato. La 48enne è ricoverata in gravi condizioni, si indaga per chiarire le cause del ferimento. Palermo, nuova escalation del racket, 2 incendi colpiscono una pizzeria e un chiosco, cresce l'allarme per le intimidazioni nel capoluogo, il sindaco La Galla chiede un intervento straordinario dello Stato. Vuole bruciare vivo un rivale di Pascolo nelle campagne di nuoto. Nel siracusano arrestato un uomo di 53 anni con l'accusa di tentato omicidio. A Gela il ministro Nello Musumeci, interrogato in procura sulla frana di Niscemi. L'ex presidente della regione si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha presentato un'articolata memoria difensiva. Caos bollette nel Catanese, tariffe dell'acqua alle stelle nella zona ionica. Nel capoluogo protestano i cittadini che dovranno pagare l'acconto Tari in un'unica soluzione. Uova, farina e vernice contro la polizia al liceo Cutelli di Catania. La festa di fine anno degenera. Gli studenti adesso rischiano una denuncia per oltraggio, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento di veicoli di servizio. Calcio, ore di attesa in casa Catania per conoscere i piani della società di Pelligra. Slitta ancora il consiglio di amministrazione annunciato per l'inizio della settimana. Buonasera, ben trovati. La Procura di Roma indaga 3 persone per corruzione e rivelazione di segreti nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto del ponte sullo Stretto. Un ex magistrato della Corte dei Conti è proprio tra questi, ma sentiamo tutti i dettagli da Francesco Triolo. Una nuova bufera giudiziaria si abbatte sul ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto definitivo dell'opera. 3 le persone indagate. Si tratta di Giacomo Saccomanno, avvocato, 71enne nella provincia di Reggio Calabria, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina; di Vincenzo Virgilio, imprenditore, 65enne, reggino, residente a Roma; e di Tommaso Miele, 70enne, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, in pensione dal febbraio 2026. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni tra Roma, Reggio Calabria e Frosinone. Secondo l'ipotesi accusatoria, i 3 avrebbero tentato di influenzare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto del ponte attraverso promesse di incarichi e sostegno per future nomine pubbliche. Contestata anche la presunta diffusione di informazioni riservate sull'orientamento dei magistrati chiamati ad esprimersi sul dossier. L'inchiesta è alle battute iniziali e tutte le accuse dovranno essere verificate nel corso delle indagini e dell'eventuale processo. Diverse le intercettazioni anche ambientali dell'ex giudice Tommaso Miele. Secondo l'accusa, Miele, prossimo al pensionamento, era interessato ad ottenere cariche apicali in organismo di diritto pubblico successivamente proprio alla pensione. Immediata la reazione della società Stretto di Messina, l'amministratore delegato Pietro Ciucci si è detto sorpreso delle notizie emerse, sottolineando che la società è totalmente estranea ai fatti. Ciucci ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con gli inquirenti e ha assicurato che il progetto prosegue nel segno della trasparenza e del rispetto delle prescrizioni degli organi di controllo. Una vicenda però che riaccende inevitabilmente il dibattito sull'opera più discussa d'Italia, mentre il percorso amministrativo del ponte continua tra sostenitori e oppositori. Adesso anche una nuova inchiesta giudiziaria. A Canicattì una donna di 48 anni è stata trovata ferita in uno stabile abbandonato dove viveva da tempo. Ricoverata in prognosi riservata, presenta diversi traumi. I carabinieri indagano per chiarire l'accaduto. L'immobile è stato sequestrato. Tutti i dettagli da Davide Sardo. Indagini in corso a Canicattì per chiarire il ferimento di una donna trovata all'interno di questo stabile abbandonato di via Busca, a pochi passi al corso Vittorio Emanuele. La donna, una 48enne di nazionalità rumena e senza fissa dimora, è stata soccorsa e trasferita all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. I medici le hanno riscontrato diversi traumi contusivi. Secondo una prima ricostruzione, le ferite potrebbero essere compatibili con una caduta forse avvenuta dopo una crisi epilettica o respiratoria. Al momento però gli investigatori non escludono altre ipotesi.
L'allarme sarebbe stato lanciato da alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari della 118 che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno effettuato un sopralluogo nell'immobile e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Dagli accertamenti è emerso che la donna viveva da tempo nello stabile. I vigili del fuoco, dopo le verifiche, hanno dichiarato l'edificio inagibile. Informata la procura di Agrigento, la struttura è stata posta sotto sequestro. Notte di fuoco e intimidazioni a Palermo, nuovo attentato al ristorante Ulisse, incendiato anche un chiosco. A Vergine Maria il titolare del ristorante preso di mira per la seconda volta si sfoga sui social. Sentiamo Marco Gullà. Gli uomini del racket delle estorsioni alzano il tiro a Palermo. È stata una notte di paura e di fuoco per 2 episodi intimidatori. Il primo in Piazza Rossi, a Tommaso Natale, dove è stato incendiato l'ingresso del ristorante Pizzeria Ulisse. Si tratta dello stesso ristorante che era già finito nel mirino lo scorso 7 maggio, quando davanti alla Saracinesca era stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile. Stavolta però dalle minacce si è passati ai fatti. Le fiamme sono state appiccate all'esterno dell'esercizio. Sconfortato il titolare, che sui social ha detto: non se ne può più. Ci state togliendo la pace, la serenità e la voglia di lavorare. Sempre nella notte un rogo ha poi distrutto la base di legno di un chiosco che si stava allestendo sulla spiaggia di Vergine Maria, una delle tante attività prese di mira dal racket negli ultimi tempi. Tutto è iniziato a novembre scorso con le bottiglie e la richiesta di pizzo lasciate davanti ai locali di Sferacavallo, poi sono arrivate le sventagliate di Kalashnikov contro una rimessa di auto in via Sferacavallo, il ristorante al Brigantino sempre nella stessa borgata e contro un deposito della Sicily by Car. Un'escalation di episodi, le auto incendiate sempre contro Dragò dopo il distributore a Capaci. Oggi le altre 2 intimidazioni, una sequela di episodi preoccupanti, inquietanti che sta segnando il territorio commerciale di Palermo. Il sindaco La Galla dice: oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che la solidarietà da sola non basta più, ci vuole un intervento straordinario dello Stato. A Siracusa, brutale aggressione per questioni legate al pascolo abusivo. Arrestato un 53enne, aveva tentato di dare fuoco al suo rivale. Emanuela Corsi. Lo aveva picchiato, gli aveva gettato addosso del liquido infiammabile e gli aveva dato fuoco al culmine di una lite legata al pascolo. Il Tribunale di Siracusa ha confermato l'arresto di un uomo di 53 anni accusato di tentato omicidio aggravato, tentata violenza privata aggravata e percosse nei confronti di un 59enne di Noto. I fatti risalgono allo scorso marzo in questa zona rurale di Siracusa. Qui l'uomo avrebbe percosso il rivale e gli avrebbe dato fuoco, procurandogli gravi ustioni su gran parte del corpo. Inoltre lo avrebbe costretto a non raccontare quanto accaduto con le minacce. Una brutale aggressione scaturita da questioni legate al pascolo abusivo di gregge. Un'indagine complessa, condotta dalla squadra mobile di Siracusa e dal commissariato di Noto, che attraverso intercettazioni ambientali hanno raccolto indizi gravi contro il 53enne in carcere dallo scorso 4 giugno. 2 persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio lungo l'autostrada A18 in direzione Catania. Stiamo vedendo le immagini nei pressi dell'area di servizio di Aci Sant'Antonio. Secondo una prima ricostruzione, un camion avrebbe tamponato un'auto ferma sulla corsia di emergenza. L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il blocco totale della circolazione in entrambe le direzioni. 2 gli occupanti dell'auto sono rimasti feriti. Una donna di 53 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere dell'auto. Le forze dell'ordine stanno ora indagando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Dal dolore di una famiglia nasce una speranza per altre vite. Dopo la morte del giovane Andrea, i familiari hanno scelto la strada della donazione degli organi e il padre lancia un appello perché tragedie simili non si ripetano. Il servizio di Rita Cinardi. Stringono tra le mani la fotografia del loro ragazzo e non riescono a trattenere le lacrime. Un dolore immenso, quello di una famiglia che ha perso un figlio troppo presto. Eppure, nel momento più difficile, ha trovato la forza di compiere un gesto straordinario. I familiari del 16enne di Bonpietro, Andrea Riggio, morto dopo un tragico incidente avvenuto appena 4 giorni fa in via Vassallo, in pieno centro città a Caltanissetta, hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi. Una decisione che consentirà ad altre persone di avere una nuova possibilità di vita e che forse un giorno potrà regalare un po' di conforto anche a chi oggi non riesce a darsi pace. Era il volere di nostro figlio.
Noi siamo, sia io che mia moglie, ma anche mio figlio a soli 16 anni, dei soccorritori delle misericordie. Non l'abbiamo nemmeno discusso con mia moglie, ci siamo guardati in faccia e abbiamo scelto di dare continuità al nostro figlio con gli organi che possono servire ad altri ragazzini. Un gesto di grande generosità, elogiato anche dal direttore del presidio ospedaliero del Sant'Elia, che ha voluto esprimere la vicinanza dell'intera struttura sanitaria alla famiglia. Profonda gratitudine nei loro confronti in un momento in cui le donazioni degli organi sono in calo. Eppure quell'incidente si poteva evitare. Lo stesso papà di Andrea ha fatto un appello al sindaco sulla viabilità per fare in modo che tragedie come questa in futuro non si ripetano. Abbiamo fatto un appello al sindaco per cercare di limitare altre vittime e non ci siano altri genitori che piangono i propri figli, solo questo, di dare un'attenzione maggiore alla viabilità. Una coltivazione di 720 piante da papavero da oppio in avanzato stato di maturazione è stata scoperta dai carabinieri a Niscemi, in una zona impervia e caratterizzata da fitta vegetazione tra le aree interdette con ordinanza del sindaco per la frana del gennaio scorso. 2 le persone denunciate, entrambe del luogo, accusate di coltivazione del papavero da oppio, dal quale è possibile ricavare sostanze stupefacenti. La piantagione è stata sequestrata. Il ministro, adesso rimaniamo in qualche modo legati alla frana di Niscemi, perché il ministro Nello Musumeci oggi è stato in procura a Gela per le indagini appunto sulla frana di Niscemi. L'ex presidente della regione ha scelto di non rispondere alle domande dei PM depositando però una memoria difensiva. Ci dice tutto Gerry Italia. È arrivato poco prima delle 10 a Palazzo di Giustizia Gela ad attenderlo i magistrati che coordinano l'inchiesta sulla frana che a gennaio ha interessato una vasta area a ridosso del centro storico di Niscemi. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, già presidente della regione siciliana, è tra i 13 indagati nell'indagine che punta a accertare eventuali responsabilità nella gestione del rischio idrogeologico del territorio. Davanti ai pubblici ministeri del pool, coordinato dal procuratore capo Salvatore Vella, Musumeci si è avvalso della facoltà di non rispondere, una linea già seguita nelle scorse settimane dall'ex governatore Rosario Crocetta e dall'attuale presidente della regione Renato Schifani. Il ministro, assistito dai suoi legali, ha comunque consegnato una memoria difensiva ed una serie di documenti a sostegno della propria posizione. L'inchiesta ipotizza a vario titolo i reati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli investigatori stanno ricostruendo anni di segnalazioni, interventi programmati e attività di prevenzione per verificare se vi siano state omissioni o ritardi nella gestione del dissesto. Un lavoro complesso che attraversa diverse stagioni politiche e amministrative della regione siciliana. Oltre a Musumeci, Schifani e Crocetta, tra gli indagati figura anche l'ex presidente Raffaele Lombardo, unico dei 4 governatori coinvolti a non essere stato ancora convocato. Le indagini proseguono con il supporto della squadra mobile di Caltanissetta, del commissariato di Niscemi, dello SCO di Roma e di consulenti tecnici incaricati di chiarire le cause e le responsabilità del cedimento che ha riacceso l'attenzione sulle fragilità del territorio siciliano. All'indomani dei ballottaggi c'è clima da resa dei conti nel centrodestra, a sinistra invece corsa chi vuole essere il primo della classe. Manlio Viola. Una sconfitta che ha più di un colpevole. Il centrodestra siciliano si interroga sul perché nell'isola si sia perso in maniera così netta e subito compaiono i distinguo fra alleati sempre più litigiosi. Tocca a Raffaele Lombardo annunciare un vertice di partito per domani sera per analizzare la situazione in una coalizione che l'ex presidente della regione definisce un'ex alleanza. Parla di centrodestra da rifondare da zero, anche Saverio Romano di Noi Moderati, che attacca le divisioni e l'assenza di una figura forte che faccia da guida. Sulla carenza di leadership si concentra anche il forzista Nicola D'Agostino, mentre il commissario di Forza Italia Nino Minardo attribuisce la sconfitta non solo alle divisioni. I siciliani si sono stancati degli scandali, dice il presidente della Commissione Difesa. Se il clima è rovente nella coalizione di governo, pronta a spaccarsi definitivamente, passata la sbornia della festa, il campo largo dovrà fare i conti con il nuovo inquilino. Il centrosinistra ha vinto quasi sempre solo dove era alleato con controcorrente di Ismaele Lavardera e ora deve affrontare da un lato il rischio di perdere se non si confermerà l'alleanza, dall'altro quello di farsi fagocitare dal populismo in senso inverso. Nel mezzo c'è Cateno De Luca. Averlo nel centrosinistra significherebbe avere 2 galli nello stesso pollaio, lui e Lavardera. Lui, per parte sua, De Luca, si fa forza dell'ultimo sondaggio che gli attribuisce il 12% di consensi in vista delle regionali, un numero che lo farebbe diventare l'ago della bilancia fra le coalizioni.
Dario Montana è stato nominato direttore reggente del Parco dell'Etna dall'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino. L'incarico è temporaneo e arriva dopo le dimissioni del precedente direttore, in attesa delle nuove procedure di selezione previste dalla normativa regionale. Montana è fratello del commissario di polizia Beppe, vittima della mafia. Andiamo a Catania, contribuenti infuriati per l'arrivo di bollette Tari con un acconto in un'unica soluzione, ma l'assessore al bilancio Marletta chiarisce: è una disposizione dell'area e si può comunque rateizzare. Tonino De Mano. Dalla Tari tra le più alte d'Italia alla scelta forzata dell'acconto sulla tassa dei rifiuti 2026 in un'unica soluzione. Non arrivano buone notizie per i contribuenti catanesi, con centinaia di famiglie e di imprese che stanno già affrontando enormi difficoltà economiche. A Palazzo dei Chierici, sede dell'ufficio preposto, è un continuo via vai di gente. Per molti l'umore non è certo dei migliori. Bisogna dare un po' più agevolazione alle persone, che non c'è solo la Tari da pagare. Acconto Tari in un'unica soluzione, cosa ne pensa? È sbagliatissimo. E come fanno le famiglie in un'unica soluzione? A sgombrare il campo dalle polemiche e a fare chiarezza ci pensa direttamente l'assessore comunale al bilancio Marletta. Sono cambiate le modifiche, abbiamo dovuto attendere, quindi non eravamo pronti per febbraio, che è la prima scadenza, per inserire queste modifiche perché l'ARERA ancora non le aveva mandate. Quando le ha comunicate noi abbiamo dovuto fare la scelta di cumulare le due rate. Marletta rassicura comunque i contribuenti che potranno recarsi negli uffici competenti per chiedere di rateizzare la bolletta. Il termine del 30 giugno è indicativo, non è perentorio, quindi chi non avesse la possibilità di pagarla in un'unica soluzione del 30 giugno lo può pagare dopo, ma soprattutto abbiamo chiesto agli uffici, che lo stanno già facendo, di consentire di pagarli in più rate. Alla gente che si vede recapitare questa bolletta, cosa deve fare? Chi lo può fare paghi chiaramente regolarmente appena può. Chi avesse difficoltà può pagarlo anche qualche giorno, con qualche giorno di ritardo. Chi invece vuole mantenere le due rate può fare richiesta e verrà autorizzata. Alla base restano i soliti problemi legati all'elevato numero di evasori. Ancora bollette che portano caos, in questo caso sono quelle idriche, e ci spostiamo nella fascia ionica del Catanese, perché in diversi comuni la gestione del servizio idrico e di depurazione è passata dagli enti alle SIESPA. Il risultato: errori nelle fatture, depositi cauzionali non dovuti e importi stratosferici. Con le nostre telecamere siamo andati a riposto. Emanuela Corsi. Quando mi dovrebbe arrivare l'acqua? Devo lavorare solo per l'acqua. In diversi comuni del Catanese è scoppiato il caos bollette idriche. Da alcuni mesi non sono più gli enti a gestire direttamente il servizio idrico e fognario, ma la SIA SPA, società a capitale misto pubblico-privato. Un passaggio di gestione che ottempera ad un obbligo di legge, ma che per i cittadini si sta rivelando un vero e proprio salasso. Io in un anno pagavo 120 euro. Adesso? Ora moltiplico per 3. Siamo a Riposto, comune marinaro della provincia di Catania. Qui da giorni si parla soltanto di una cosa: le bollette dell'acqua. Hanno preso il numero del pondatore e dopo un mese è arrivata la bolletta da 1.000 euro. Sono ladri, perché in 3 mesi è arrivata una bolletta molto eccessiva. Di quanto circa? Tanto. Tipo? 5.000? 850 euro, 3 mesi. 250 euro di cauzione solo. Al centro delle proteste dei cittadini ci sono soprattutto le numerose segnalazioni relative a fatture considerate anomale, sproporzionate rispetto ai consumi reali, ma anche le difficoltà ad avere chiarimenti o assistenza attraverso sportelli, call center e canali telematici spesso inefficaci o irraggiungibili. Lei ha provato a contattare questo gestore? Sì, ho provato, notevoli difficoltà. Anche noi abbiamo provato a contattare la SIA. Siamo spiacenti. I tempi di attesa hanno superato il limite consentito. La preghiamo di riprovare più tardi. Grazie. Il sindaco Davide Vasta per 2 volte ha diffidato il gestore e ha sollecitato un'interrogazione parlamentare. Sospendete le bollette perché la gente è esasperata. Tra l'altro, non avendo un servizio di assistenza al pubblico decente, le file sono di 70, 80, 90 persone avanti che aspettano di poter parlare con la SIE, perché poi al telefono e alle PEC io guardo la telecamera e parlo con quelli della SIE che mi dicono: noi rispondiamo a tutti, voi non rispondete a nessuno, perché le prove le fanno tutti e non funziona.
Maturandi, l'altra faccia della festa. A Catania spray di vari colori e uova contro la polizia municipale, imbrattate auto e divise di servizio, goliardia ma anche follia al largo Rosolino Pilo a Catania. Sentiamo Tonino De Mala. Può una festa di fine anno scolastico degenerare? A Catania sì. È successo questa mattina a largo Rosolino Pilo, dove gli studenti del liceo classico Cutelli si sono scatenati andando ben oltre il limite. Vernice di ogni tipo e colore è stata scagliata contro le auto della polizia municipale che si trovavano in piazza per presidiare la zona. In poco tempo, dallo spumante e dai festeggiamenti, si è passati ad un intollerabile assalto alle forze dell'ordine, in primis agli agenti della municipale, ma anche alla polizia di Stato. Il fenomeno, nato come goliardie e diventato virale online in poche settimane, ha spopolato tra maturandi e studenti delle scuole superiori. Non solo acqua, ma anche colore per lasciare un segno visibile. Di visibili però ci sono i segni inqualificabili sulle auto e sulle divise degli agenti in servizio, che hanno dovuto pure subire un fitto lancio di uova. Condivido la festa, ma c'è un limite, è il commento sui social di Carmelo Coppolino, assessore con delega alla polizia municipale. La scena è stata filmata dalla scientifica, i protagonisti dei lanci rischiano una denuncia per oltraggio, violenza pubblica ufficiale e danneggiamento di veicoli di servizio. Per fortuna non sempre le feste per la fine delle lezioni scolastiche degenerano. Andiamo a vedere com'è andata in un liceo di Siracusa con Francesco Aloi. Quando suona la campanella, per i maturandi scatta la festa. Abbiamo studiato, abbiamo avuto un anno intenso, però ora è il momento di divertirsi perché è l'ultimo giorno. Siamo tutti bagnati, ma felici? Sì, ci divertiamo tutti. Qui siamo davanti ad un liceo di Siracusa. Tutti indossano le magliette con le immancabili frasi e gli autografi dei compagni. Comunque è una giornata per celebrare questi 5 anni e quindi divertirci tutti insieme. Siamo tutte emozionate, ansiose perché comunque siamo anche tristi che questo sia il nostro ultimo giorno di scuola, però dobbiamo andare avanti. Cosa vi mancherà di più della scuola? La classe! E infatti, oltre all'allegria per la fine della scuola, il sentimento che più trapela dai ragazzi è proprio la nostalgia. Un giorno che ricorderemo e che condividiamo con persone che vogliamo bene, speciali. E sappiamo che è un momento che non tornerà mai perché poi dall'anno prossimo all'università sarà tutto diverso, però siamo molto felici e anche un po' nostalgici. Ma mentre si festeggia, il pensiero va già al 18 giugno, quando inizierà l'esame di maturità. Per 44.000 siciliani il giorno più atteso e forse per qualcuno anche più temuto sta arrivando. Oggi non siamo pronti per l'esame, però fra 10 giorni probabilmente sì. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Torniamo in studio con lo sport, il calcio, perché c'è attesa per conoscere le prime decisioni operative del Catania. I primi passi saranno l'ufficializzazione del direttore sportivo e del nuovo allenatore. Si attende ancora la riunione del CDA, che come anticipato ieri dal nostro TG è slittato. Francesco Triolo. Il mistero del CDA programmato, ancora ufficialmente non tenuto. Da lì, da quel contesto, dovrà passare il piano di investimenti e di programmazione del Catania per la prossima stagione. Da lì si potrà capire budget, obiettivi e uomini sui quali il presidente Rosario Pelligra conterà per rilanciare le ambizioni del Catania. Alcune scelte sono state già fatte, altre delineate e pronte per essere messe in pratica. Intanto si parte dal budget. Pelligra ne ha parlato durante la sua visita a Torre del Grifo, che diventa centrale nel futuro del Catania, tanto che sarebbero stati destinati 4 milioni di euro alla sua ristrutturazione, almeno inizialmente. Il Consiglio d'amministrazione poi dovrà delineare anche introiti, diritti, sponsorizzazioni, contratti da risolvere e altri da definire, e qui entra in gioco anche il discorso tecnico. Il direttore sportivo è ormai in pectore con Fortunato Varrà, che lavora da qualche settimana alla costruzione del nuovo Catania. A cominciare dalla nuova guida tecnica. Tutte le strade portano a Fabio Caserta, allenatore che conosce l'ambiente, ha visto la squadra nelle ultime partite, conosce il campionato e soprattutto lo ha vinto. I tempi stanno stringendo anche per passare dalla programmazione alla fase operativa, perché la stagione ha già le prime date. Il 9 agosto è quella del debutto ufficiale in Coppa Italia. Vicenza-Catania, chi vince affronta il Parma. Insomma, la stagione è appena finita, la prossima sta per iniziare.
E appunto si parla di prossima stagione, la Serie C infatti ha ufficializzato il calendario della stagione 2026-2027, il campionato inizierà domenica 23 agosto 2026 e terminerà domenica 25 aprile 2027, prevista una sola sosta il 27 dicembre e 3 turni infrasettimanali durante l'anno. La Coppa Italia Serie C partirà invece il 16 agosto del 2026, anticipando così l'avvio della nuova stagione. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, tra poco. Prima di chiudere una bella notizia che riguarda un siciliano e catanese illustre, la dà il presidente della regione Schifani in una nota, dice: Sicilia orgogliosa del nuovo straordinario traguardo di Luca Parmitano, Astro Luca. La Sicilia guarda con orgoglio a un nuovo straordinario traguardo di Luca Parmitano, la sua selezione come pilota della missione NASA Artemis 3 conferma il valore di un uomo che partendo dalla nostra terra è diventato uno dei protagonisti dell'esplorazione spaziale mondiale. Lo scrive appunto su Facebook il presidente Schifani. Questa era l'ultima notizia, il TG finisce qui, grazie per essere stati con noi da parte mia e dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un buon proseguimento di serata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.